La Guardia di Finanza di Locri ha scoperto una frode per 1.375.000 euro che sarebbe stata commessa da una cooperativa agricola di San Luca ai danni dell'Unione Europea. I finanzieri hanno scoperto che la cooperativa aveva incassato i fondi POR, ma non aveva acquistato ed adeguato le attrezzature. È morto nell'ospedale di Locri l'imprenditore edile Nikolajenko, 53 anni, ferito in un agguato compiuto sabato scorso mentre stava rientrando a casa a Riace. L'uomo era stato raggiunto in diverse parti del corpo da colpi di fucile caricato a pallettoni. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Un vasto incendio ha interessato la zona di Plataci, nel Cosentino, e il rogo si è esteso in una vasta zona di macchia mediterranea. La sala operativa della Protezione Civile ha inviato 2 Canadair. Ancora non si conosce la natura dell'incendio. Il segretario nazionale del partito alla destra, Francesco Storace, ieri a Cosenza per sostenere la candidatura di Michele Arnoni, segretario cittadino nella lista del PDL con Occhiuto, candidato a sindaco. A fine serata Storace ha inaugurato la nuova sede cosentina della federazione in via Caloprese.